A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di sabato 29 agosto, convegno incentrato sul trofeo Anna Maria Grassi giunto alla 10ª edizione. Si sfidano i gentleman in 2 prove per approdare poi alla finale, scegliendo in base al miglior punteggio conseguito nelle 2 prove il cavallo. Andiamo a vedere questa prima eliminatoria A: Zerena, Vitton, Saxa S, Tisserand B, Timbuktu B, Zagaran Bigi in prima fila, Naldo Benal, Rasabax, Samagetti, Zitrunas in seconda. Favoritissimo Timbuktu B, 2-10, Antonio Simioli. Macchina intanto che prende velocità e accelera, lascia andare i concorrenti e si lancia subito in avanti Tisserand B, che in poco più di 50 metri sfila al comando nei confronti di Saxa S, poi Vitton che sembra intenzionato a spostare, poi no, è Timbuktu B che arriva a gran velocità. Timbuktu B si presenta a Tisserand B che sembra intenzionato a mandare e dopo 200 metri in 16,6 passa in vantaggio. Quindi il favorito Timbuktu B in vantaggio dopo 300 metri di gara nei confronti di Tisserand B, terza posizione per Saxa S, poi Vitton che sposta a questo punto all'esterno in anticipo su Naldo Benal, che si trascina a sua volta Zitrunas, mentre in coda vediamo Rasabax e lontano invece Zagaran Bigi che ha sbagliato. Completamento del mezzo miglio. Intanto avanza all'esterno Vitton. Zutran ha squalificato. Dopo la squalifica intanto per Zitrunas che ha sbagliato nelle retrovie, ed ecco gli 800 iniziali con l'attacco deciso ora di Vitton a Timbuktu B che replica dopo una frazione in 14,7, c'era sotto Tisserand B, nella cui scia è sempre Saxa S, chilometro iniziale in 1,19,4, 15,3 la frazione. Ora Vitton rimane al sediolo del leader, mentre all'esterno c'è anche Naldo Benal che accenna a spostare in terza ruota quando manda un giro alla conclusione, 800 al palo, mentre al largo c'è anche Rasabax. Intanto Timbuktu B e Antonio Simioli in vantaggio, Vitton sempre all'esterno, Naldo Benal ancora aspetta, 600 alla conclusione con il leader Timbuktu B che accelera avendo sempre in schiena Tisserand B. All'esterno la terza ruota da parte di Rasabax che scatta a 500 dalla conclusione. Michele Canali lancia Rasabax in mezzo alla pista, paletto dei 400 finali, con il leader però che accelera ancora, Vitton all'esterno di Tisserand B, Rasabax che prova nuovamente a riproporsi, ma accelera sensibilmente Timbuktu B trascinandosi Tisserand B e Saxa S, cioè i cavalli alla corda. Ingresso addirittura d'arrivo con Timbuktu B che allunga ancora e nel finale stacca per dominare letteralmente la prova, mentre la lotta per il secondo posto vede Tisserand B reggere ancora bene il finale di Saxa S. Al quarto finisce Samajet che precede Rasabax, 1,17,3, 29,6 a chiudere, 34 il penultimo quarto. Un minuto gli ultimi 800 metri per Timbuktu B che vince davvero in maniera molto disinvolta in percorso di testa. Antonio Simioli si prende i 10 punti del primo arrivato. Al secondo posto Matteo Zaccherini con Tisserand B, poi Rebecca Dami con Saxa S. Quarto posto per Michela Rossi con Samajet, al quinto dovrebbe essere Michele Canali con Rasabax, ma naturalmente aspettiamo l'ordine d'arrivo che sarà esposto, mentre la regia ci ripropone le immagini della vittoria in solitaria di Timbuktu B, allievo di Giuseppe Citarella, quota al totalizzatore 2,10.